Luca, oggi dopo aver fatto una bellissima partita con l'Ata siete riusciti a portare a casa 3 punti che in classifica pesano tanto perché avete approfittato di un passo falso di Porto e adesso avete il secondo posto assicurato e non più a pari merito. Sì, per noi era importante questa partita, soprattutto il risultato e anche i parziali dei set per puntare al secondo posto nel girone e quindi è venuto il risultato con anche un bel gioco, quindi sono soddisfatto della prestazione della squadra. Sono stati 3 set davvero molto veloci giocati da voi perché è stata una partita da un certo punto di vista dominata soprattutto nel primo e poi nel secondo l'avete gestita molto bene con un buon palleggio e delle buone difese. Sì, guarda, anche l'attacco è andato molto bene con scelte di colpi oculati. È stata una partita giocata e interpretata nel modo migliore. Loro quando giochi con palla scontata hanno un bel muro e gli attaccanti hanno gestito veramente bene i colpi in quelle situazioni. Nella prossima partita andrete a affrontare la vera forza del girone C1, la Nardi Pallavolo Volta. Voi andrete lì cercando di mettere in campo la miglior pallavolo possibile per dimostrare che il secondo posto ve lo volete tenere con le unghie e con i denti. La prima volta che abbiamo giocato con loro eravamo molto fuori prestazione, fuori forma. E questa volta invece sarà una sfida bella a mio avviso. Noi siamo in crescita, loro sono una squadra molto quadrata, secondo me verrà fuori un bel duello con loro che farà capire a noi che ambizioni possiamo avere in questo campionato. E posso fare un appunto prima di chiudere, sarebbe anche un grande monito per il pubblico che ci guarderà a casa via streaming, soprattutto visto che non solo ci sono i tifosi rivolani, i tifosi della Nadi, ma ci sono anche tifosi anche di squadre neutrali che magari vogliono godersi la battaglia tra big proprio del campionato. Sì, sì, noi che abbiamo avuto dei problemi durante il cammino, loro invece che sono sempre stati molto quadrati e costanti nel rendimento, in questa gara verranno fuori i valori. Noi in crescita, loro sempre costanti in tutte le loro prestazioni, sarà da divertirci, andiamo là con il coltello tra i denti, senza niente da perdere, ma con una gran voglia di sfidarli per vedere quanto valiamo. Noi ce lo auguriamo tutti. Grazie Luca, in bocca al lupo. Crepi il lupo.